una bella pennetta mare e monti. Che dicite? A un lima fa? E già, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Padella, fate sciogliere un po' di olio, un po' di burro e un po' di cipollina e fate soffriggere. Mettete un bel calamaro e tagliatelo a dadini piccolini. Qua vedete, io l'ho tagliato piccolo piccolo. Burro, cipollina e pancetta. Faccio soffriggere. Adesso unisco i piselli. Unisco il calamaro che avevo tagliato a dadini. Ho preparato acqua e sale che ci vorranno giusto 10 minuti per buttare la pasta. E questo qua lo lasciamo cuocere 10 minuti. Adesso aggiungete un bello pizzichino di sale. Sono passati e aggiungo una confezione di panna da cucina di parmigiano, che non manca mai, un po' di pepe. Adesso mescolo tutto. Tutto è pronto, adesso spengo e tengo da parte. Ecco qua, l'acqua bolle e io vado a buttare le pennette. Ecco qua, la pasta è pronta, andatela a prendere direttamente dall'acqua di cottura. Adesso iniziate a girare. Facete un bello mesca Francesca. Vedete un bel cuppino di acqua, un bel mestolo di acqua dalla cottura della pasta e fate saltare tutto insieme. C'è un altro po' di parmigiano. Ecco qua, vedete? Bellissimo, guardate qua che bellissimo, guardate. Ecco qua, e adesso assaggiamo. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.